Il mercato delle capsule di caffè è in forte crescita in tutto il mondo, soprattutto nel mercato nordamericano e europeo, e questo porta a un effettivo utilizzo smisurato di capsule di caffè, tant'è che vengono generati ogni anno 576 milioni di chili di rifiuti da capsule di caffè. Quindi siamo partiti proprio da questo problema, dal problema del mancato riciclo delle capsule di caffè, per sviluppare uno strumento che potesse entrare in casa delle persone, in casa del pubblico, e che permettesse loro di riciclare e separare le singole componenti delle capsule di caffè, quindi da una parte la cialda in alluminio e dall'altra il fondo di caffè, e poterla differenziare correttamente. In questo modo da una parte offriamo un prodotto per risolvere un problema concreto a livello ambientale del mancato smaltimento delle capsule di caffè, e dall'altra andiamo a educare anche le persone su come utilizzare questi strumenti e il perché lo devono utilizzare, fornendo anche loro delle soluzioni concrete e comunicando loro come possono riutilizzare poi lo scarto. Quindi quello che facciamo in Refè è dare una seconda vita alle pause caffè. Come è nato il progetto? Il progetto è nato a livello casalingo, semplicemente a livello familiare, perché c'era un mancato riciclo delle capsule di caffè in casa. I centri di riciclaggio purtroppo non riescono a supportare il riciclo a livello industriale, e i punti di raccolta effettivamente a livello privato sono pochi. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati questo strumento a pressione manuale, stampato in 3D da dei nostri partner locali, soprattutto per abbassare anche l'impatto ambientale per via del materiale di cui è costituito, quindi bioplastica naturale, e abbiamo sviluppato questo strumento che permettesse appunto di ribaltare su se stessa la capsula e separare le singole componenti. Il progetto è nato fin dall'inizio, fin dal principio, con l'obiettivo di rendere il prodotto accessibile a quante più persone possibili, proprio per andare incontro a queste problematiche di mancato riciclo di prodotti monouso. Perciò abbiamo pensato di sviluppare un progetto che fosse open source. Che cosa vuol dire? Open source significa rendere accessibile a chiunque la possibilità di modificare o realizzare il prodotto a modo proprio. Quindi vorremmo diffondere anche il modello 3D di questo prodotto per permettere a chiunque di stamparlo tramite stampa 3D a casa. In questo modo possiamo diffondere molto di più il progetto, l'idea, ma anche portare avanti quelli che sono i valori del progetto Refè.